L'Istituto Politia oggi festeggia l'8 marzo, Festa delle Donne, con l'intervento di un istituto secondario della provincia di Caltanissetta e altre personalità di Agrigento. Sì, è un'iniziativa fortemente voluta dall'Istituto, portata avanti nell'ambito del progetto Educazione ai diritti umani, ma quest'anno il convegno, l'iniziativa si è ampliata con altre personalità che hanno collaborato e partecipato alla realizzazione. Abbiamo in collegamento in rete una scuola della provincia di Caltanissetta, l'Istituto Comprensivo Puglisi di Serra di Falco, che sarà collegato in particolar modo con il Plesso Pirantello di Milena e l'associazione anti-stalking Telefono Azzurro. L'iniziativa vede anche la collaborazione dell'ASP Agrigento 1, dell'azienda sociologica Valle col dottore Patti, quindi è abbastanza ricca di personalità e di iniziative. Anche perché quest'anno questa celebrazione della donna coincide con un periodo molto critico che stiamo vivendo e quindi il tema principale sarà la violenza che le donne ucraine stanno vivendo in questo momento, quello che tutti i giorni vediamo attraverso le immagini che i media ci trasmettono, e cerca di queste donne che sfuggono da questa immane tragedia che è capitata loro. Puntualizzare la discriminazione e le violenze che le donne hanno subito nel passato e che ancora oggi continuano a subire, le sofferenze, le tragedie che anche le donne afghane e le donne di un po' di tutto il mondo in generale, perché la violenza e le discriminazioni la fanno da padrona un po' dovunque, e chi di solito subisce molto di più questo stato di malessere sono proprio le donne. Oggi si parla di violenza delle donne in un momento difficilissimo, considerando anche la guerra dell'Ucraina. Insomma, una donna sempre più al centro dell'attenzione. Sì, oggi è la giornata internazionale della donna. Non a caso il fiore scelto per questa giornata è la mimosa, che è simbolo della resilienza. Quindi la donna, così come questo fiore, cresce in un periodo in cui ancora forse il sole non è così forte da far sbocciare un fiore bellissimo e luminoso, la mimosa è bellissima e luminosa. Quindi anche la donna nella sua resilienza ne diventa simbolo. Quindi oggi parleremo delle donne forti, delle donne dell'Ucraina a cui oggi facciamo omaggio, proprio perché noi siamo vicine, ma non solo le donne, tutta la comunità intera è vicina all'Ucraina. Ecco, parliamo di questa collaborazione con l'ASP di Viterbo e con le scuole. In cosa si concretizza brevemente? Si concretizza brevemente in un'iniziativa che serve a sensibilizzare tutte le giovani leve, che sono quelle che costituiranno il tessuto sociale di oggi e soprattutto del domani, ad avere questa mentalità di rispetto di tutti e soprattutto delle donne in una giornata che è il simbolo di quella che è la lotta alla violenza. Nasce da un momento di riflessione che tutti i ragazzi debbono fare e che vede sempre le istituzioni di ogni ordine e grado a fianco, e quindi l'ASP come azienda sanitaria non può non essere accanto a queste iniziative virtuose.